Inaugurazione in grande stile per il tratto Liero-Campolongo della ciclopista del Brenta. Dopo tanto parlare, un nuovo tassello verso il completamento della sognata Monaco-Venezia, che passa attraverso tutta la Val Brenta, tra Veneto, Trentino e oltre, nell'ottica di rilancio del cicloturismo, ma soprattutto del rilancio del nostro territorio, che nonostante qualche intoppo nell'iter progettuale ha visto lavorare a stretto contatto più comuni, più amministrazioni, con un unico scopo. È un tratto importante perché collega la vallata del Brenta con Bassano. Questo è un tratto di 2 km e 800 metri e saranno molto importanti perché sono soprattutto importanti per lo sviluppo di questa valle. Ora si parla di sviluppo del turismo, che diventa elemento fondamentale, soprattutto volano per il rilancio del territorio. Sì, noi è una valle che ha bisogno del turismo, già le passeggiate, già il fiume ci porta tanta gente a fare turismo in valle, questo è il fiore all'occhiello e noi dobbiamo sfruttare tantissimo il turismo. Un impegno importante della Regione Veneto, intervenuta con un cofinanziamento di 1,5 milioni di euro. La Regione Veneto negli ultimi 3 anni ha investito più di 30 milioni di euro nelle realizzazioni di piste ciclabili, perché siamo assolutamente convinti che le piste ciclabili possano promuovere il territorio ma far conoscere tutto il nostro territorio. Il Veneto è bello, ma non sono belle solo le Dolomiti, Venezia, Verona e il lago di Garda. All'interno di questi punti c'è tutto un territorio da scoprire. Le piste ciclabili riteniamo che sia il metodo migliore per poter promuovere il nostro territorio, sia da un punto di vista artistico, storico, culturale e enogastronomico.